Allora, Confindustria Veneto sia perché è la società di servizi di Confindustria Veneto, con la propria unit Factory of Knowledge, che rappresento come Gabriella Bettiol, e poi con me ci sarà il direttore di SIAB nel webinar che affronteremo il giovedì 21 giugno alle ore 12. Cercherà di presentare quella che è stata una ricerca fatta 5 anni fa che ci ha permesso di mettere in luce quelle che erano le relazionalità nell'ecosistema dell'innovazione del Veneto e di altre regioni italiane. Questo tipo di relazionalità, che comprende le organizzazioni della pubblica amministrazione, le università e i centri di ricerca, li abbiamo messi in connessione ovviamente con il difficile rapporto di trasferimento sia tecnologico che di conoscenza con le imprese. Dopo 5 anni, grazie a una piccola attività di ricerca finanziata da fondi dirigenti, abbiamo avuto la possibilità di rivedere come era cambiata la struttura dell'ecosistema dell'innovazione in Veneto e provare a tracciarne non solo i confini, ma anche l'eventuale modifica delle relazionalità tra queste tre entità. E la sorpresa è stata nel vedere questo ridisegno, è stata piuttosto significativa, nel senso che si è visto che alcune strutture su cui si puntava molto, no? Molto anche strutturate, quali parti scientifici, non avevano dato quei risultati sperati anche in termini di investimento, e invece si è andato a vedere quella che è la crescita dal basso di quelle che sono le nuove reti di innovazione regionale, e soprattutto il dotarsi di alcune aziende di laboratori e centri di ricerca interni o collegati in termini di open innovation con entità micro piuttosto che di grandi strutture. Su questo ci è venuta voglia poi di andare a vedere dall'interno alcuni luoghi appunto dell'innovazione. Perché? Perché sono estremamente simbolici e significativi di quella che è la relazionalità tra le nuove tecnologie e l'emissione di conoscenza dentro alle organizzazioni aziendali e soprattutto alle aziende manifatturiere.